Salve a tutti, salve a tutti ovviamente, bentornati sul canale o benvenuti sul canale. Oggi ci troviamo nella zona di Bonorva, questo qua, facciamo una zoomata, cono vulcanico, andiamo a vederlo da vicino, che poi guardatevi attorno, che fantastico panorama. Facciamo giusto, guardate anche questa montagna. È tutto bellissimo qua. Questa dicono che era una zona vulcanica. Andiamo a vedere da vicino comunque questo cono vulcanico. E guardate, ce ne sono due di queste costruzioni antiche, ma quella mi sembra abbastanza moderna. Questa no. Andiamo a vedere da vicino. Comunque venivano chiamati, mi sembra, pinnettu in sardo, pinnettu, questi qua che non sono nuraghi, sono simili a nuraghi. Subinnettu. Certo che la Sardegna è proprio misteriosa, C'è ancora tanta cosa, a mio parere, da scoprire. Guardate, Subinnettu nella sua interezza, perché è intero. Ma non vedo gli ingressi. Vediamo se c'è qualche ingresso qua. Ragazzi, non trovo proprio gli ingressi, Questo è Subinnettu. Non ci sono ingressi. Eccoci qua arrivati. Andiamo a vedere l'ingresso. Ecco qua, vedete? C'è scritto proprio così, cono vulcanico. Vedete che c'è scritto cono vulcanico. E andiamo a vedere, sembra è tutto aperto, andiamo a vedere. Eccola lassù, gigantesca per quanto lo è. Allora, gente, io ho i miei dubbi per quanto riguarda questo vulcano, anche se gli archeologi hanno scritto così. Ora ve la faccio vedere bene in dettaglio. Ora noi vediamo questa qui, questa specie di roccia che viene fuori dal terreno, ok? Però di vulcanico, signori, cosa c'è di vulcanico? Non vedo niente. Cosa c'è di vulcanico? Non vedo niente parti nere, non lo so. E la cosa più strana sono queste rocce, le vedete? Dite la vostra, a me mi sembra un qualcosa di artefatto, non di naturale. Poi mi direte, la natura fa strani scherzi, ma boh, questo è troppo esagerato. Secondo me era un grande nuraghe. Guardiamolo anche un po' tutto intorno allora. Andiamo, avviciniamoci di più. Avviciniamoci di più. Certo, ovviamente questa grande montagna su di me mi mette un po' di inquietudine, soprattutto pensando che sia un qualcosa di costruito. Io dico la mia ipotesi, però dite la vostra, è soltanto la mia ipotesi. Gli archeologi non hanno detto che è un qualcosa di costruito, dicono che è un cono vulcanico. Guardiamo bene ancora, guardate qua. Cosa dite? Un cono vulcanico? A me non sembra, ragazzi, non lo so. Anche questa parte consumata, lo vedete? Non lo so, dite la vostra. Ecco, mentre vado via faccio un ragionamento adesso io. Cono vulcanico, non so che cosa sia un cono vulcanico. Io conosco coni gelato, coni alla crema, al cioccolato, però a parte gli scherzi, questo dietro di me non mi sembra tanto un cono vulcanico. Signori, signore, dite la vostra, fatemi capire cos'è secondo voi. Un semplice cono vulcanico, una roccia che esce dalla terra,
E allora spiegatemi un po' come fa la roccia a spaccarsi in maniera quasi che sembra costruito. Boh, io ho detto la mia. Vi ringrazio per aver visto il video fino in fondo. Con le immagini di Rocca Mandala vi do appuntamento alla prossima puntata. E mi raccomando, se non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, così restate aggiornati e ci fate un grandissimo favore e a voi non vi cambia assolutamente niente. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata.